Ciao amici di Made in Polesine TV, e siamo a Loreo per presentare quest'opera monumentale in quanto Deltarte per la quarta edizione abbraccia e sposa completamente la street art. In questo caso è venuto Tellas, che è uno degli street artist internazionali più famosi e anche più quotati, per fare quest'opera monumentale in pieno centro città e precisamente sulla cartiera del Polesine. Abbiamo qui con noi l'assessore alla cultura Luciana Berto, che ha promosso questa iniziativa dandoci risalto e anche appoggiandoci dal punto di vista economico. E per il secondo anno consecutivo, appunto, come diceva la dottoressa Ruggini, abbiamo voluto noi come amministrazione fare un intervento di riqualificazione urbana. E l'anno scorso siamo intervenuti sulla rotonda che è situata sulla strada statale, e quest'anno abbiamo trovato un'altra location che secondo noi necessitava di un intervento artistico, che è appunto la recinzione. Sono 50 metri di recinzione della cartiera del Polesine. L'anno scorso abbiamo detto che è stata una scommessa, quest'anno possiamo dire che la scommessa è stata vinta, perché i commenti anche della cittadinanza hanno accolto con entusiasmo appunto quest'opera, forse già abituati dall'intervento che è stato fatto l'anno scorso, e anche questi nuovi linguaggi di arte urbana che è la street art. Abbiamo fatto anche quest'anno un laboratorio, abbiamo coinvolto i ragazzi della scuola, anche quest'anno della scuola secondaria di secondo grado, li abbiamo portati a vedere il murales qui, accompagnati appunto dall'artista Tellas. Quindi ecco, anche i ragazzi, grazie anche agli insegnanti di educazione artistica, sono venuti a conoscenza di questi nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Come dicevamo, Tellas è uno street artist di fama internazionale, lui abita a Roma e pensate che prende in media 6 voli al mese, sta lavorando veramente in tutto il mondo perché era reduce da un viaggio in Australia dove ha fatto ben 6 murales, è venuto qui a Loreo e adesso sta viaggiando in Spagna, adesso precisamente a Madrid, e forse c'è la possibilità che ritorni sul nostro delta. Infatti Tellas ha detto che gli piace moltissimo lavorare in questi contesti anche periferici, che gli danno molta più soddisfazione delle grandi città come una Roma, come una Madrid, perché è proprio qui che il suo linguaggio si può espletare al meglio e trova anche molte soddisfazioni per il pubblico, in quanto il pubblico, come diceva giustamente Luciana, ha interagito con l'artista durante questi giorni di permanenza del 26 al 31 maggio, tanto che alcuni cittadini gli hanno portato anche da mangiare, per esempio l'aperitivo. Quindi veramente un'opera urbana a 360 gradi che vuole parlare alla gente, quindi questo è un dono che ci ha fatto Tellas e che rimarrà proprio nella storia di questa città. Amici di Made in Polesine, vi invitiamo a seguire tutte le nostre attività sul nostro sito www.deltarte.com e anche sulla pagina Facebook e anche su Instagram. Ciao a tutti! Ciao!